Siamo pronti per partire con questa 51esima edizione di Vinitaly. Sentiremo alcune delle interviste che Andrea Marcato ha realizzato alle persone, alle istituzioni presenti a questa importante manifestazione. Cominciamo con le parole del Presidente della Regione Veneto Luca Zaia, che si è espresso chiaramente anche sul tema della sostenibilità ambientale. Ma direi che è ancora un Veneto che è il primo produttore nazionale e il quarto esportatore mondiale con 2 miliardi di fatturato, e il vigneto veneto vale 86.000 ettari, 22.000 addetti e 30.000 aziende agricole. Siamo ancora i numeri uno, continuiamo il nostro percorso verso non solo la quantità, la qualità e sicuramente la certificazione ambientale dei vigneti. La burocrazia è uno dei problemi, no? Il famoso libro di campagna e gli adempimenti, una settantina di adempimenti per arrivare al bicchiere di vino. Però c'è anche da dire che oggi la vera sfida è quella ambientale, quella di certificare il prodotto e in generale il vigneto. Voglio anche riconoscere che c'è una bella esperienza che è quella del Prosecco, che ha deciso di eliminare ben 3 prodotti, il glifosate, il Folpet e il Mancozeb, che sono 3 prodotti che comunque sono inquinanti. Dopo il Presidente della Regione Veneto, Andrea Marcato, ha intervistato il Ministro dell'Agricoltura Maurizio Martina. Allora sentiamo le sue dichiarazioni ai nostri microfoni. Una occasione straordinaria per intanto ringraziare le tante imprese vitivinicole italiane che tutti i giorni rendono il nostro paese forte nel mondo con un'esperienza straordinaria come quella del vino italiano. È anche l'occasione per fare il punto delle cose fatte e soprattutto delle cose da fare. Credo che da qui noi dobbiamo lanciare la sfida del valore, in particolare per il vino. Bisogna che il nostro vino non solo venga venduto di più nel mondo, ma abbia prezzi che rendano il valore che ha, e quindi continuare a lavorare su questo tema per noi è decisivo. Vuol dire internazionalizzarsi sempre di più, vuol dire costruire nuova organizzazione, vuol dire anche semplificare il più possibile, come stiamo cercando di fare e come abbiamo fatto anche col testo unico del vino. Avanti, questa è un'esperienza importantissima per l'intero Paese, dice tanto della forza che abbiamo. Lo dobbiamo innanzitutto alle imprese agricole, alle imprese vitivinicole, quindi siamo qui innanzitutto a ringraziare loro. C'è il rischio, Ministro, che il vino si trasformi in una commodities e come tale sia trattato alla stregua di una qualsiasi altra merce, non con il valore che ha? Dobbiamo assolutamente scongiurare questo rischio, e proprio questa riflessione che facciamo sul valore del vino italiano serve anche a evitare uno scivolamento che sarebbe per noi inaccettabile. Quindi è bene discuterne, perché dobbiamo calibrare le azioni e quindi scongiurare questa deriva. Grazie. Presente all'inaugurazione di questo 51esimo Vinitaly anche il commissario europeo all'agricoltura Phil Hogan, che ha lodato il sistema del vino italiano. Sentiamo che cosa ha detto ai nostri microfoni. L'agricoltura italiana e i produttori di vino italiano stanno andando molto bene e stanno creando molto lavoro e molta attività economica per l'Italia. Mr. Hogan, alcuni italiani che lavorano in questo settore pensano che l'Europa non si stia curando di ciò. Noi contribuiamo con €1 miliardo nel rapporto finanziario del settore vinicolo in Europa, e di solito l'Italia ricava grande beneficio da ciò. Per giunta nel programma di sviluppo rurale forniamo molti fondi, quindi penso che stiamo rendendo molto attraente il settore vinicolo. E la prova è l'enorme successo, l'enorme qualità che vediamo qui oggi a Verona. È sembrato molto soddisfatto il direttore di Verona Fiere Giovanni Mantovani per i risultati di questa edizione, anche in termini di espositori, di numero di espositori che è cresciuto. Verde a Nord-Est 2017, edizione del Vinitaly. Giovanni Mantovani, direttore di Verona Fiere, un grande successo. Direi che già la giornata di ieri con Opera Wine è stato un simbolo stupendo. Un'immagine bellissima della coralità, dell'eccellenza del vino italiano, una comunicazione, uno spot per tutto il mondo,
oggi apre Vinitaly con una presenza qualificatissima della produzione italiana, una bella presenza di aziende produttrici a livello internazionale e soprattutto la presenza dei grandi mercati mondiali, con gli Stati Uniti ancora in crescita, registriamo 1500-1600 presenze in più, grande presenza anche dalla Gran Bretagna, Brexit nonostante, più 400 i buyer provenienti da quel mercato, ma soprattutto grande focalizzazione sulla Cina. La via della seta è aperta e contiamo con tutti gli ospiti che abbiamo quest'anno di creare un vero link e un'opportunità vera per il vino italiano su un mercato che fra l'altro ha cominciato, è la parola giusta, a conoscere e apprezzare i vini del nostro paese. Anche se le nostre performance sono ancora molto modeste, io credo che in pochi anni possiamo passare da questo misero 5% ad almeno il 10% dell'import cinese. Grazie a Giovanni Mantovani, direttore di Verona Fiere. Grazie a voi. Le nuove frontiere del commercio mondiale di vino non possono prescindere dalla Cina. Andrew Tan è il presidente del sito 1919, che è la terza piattaforma cinese di vendita online di vino. Mr. Robert Young, come è iniziato questa avventura 1919? 1919 in cinese significa voglio vino, voglio vino. 1919 è iniziata circa 18 anni fa con un punto vendita. Nel 2014 eravamo ancora molto piccoli, circa 40 negozi, ma oggi abbiamo più di 1000 negozi. Come vede la vendita dei vini italiani in Cina? Siamo qui oggi per fare una selezione per essere sicuri di avere vino di grande valore, in modo da vendere grandi volumi, perché ora la categoria dei vini italiani è molto ridotta, quindi pensiamo di poterla incrementare. Questo è il motivo per cui siamo qui oggi. Un'ultima domanda, Mr. Young. Qual è il vino italiano più apprezzato in Cina? Sassicaia. Thank you. Okay. Non è mancata qui a Vinitaly una finestra sull'Europa. Grazie al vicepresidente della Commissione Agricoltura del Parlamento Europeo, l'onorevole Paolo De Castro. Alla 51esima edizione di Vinitaly 2017 incontriamo l'onorevole Paolo De Castro, vicepresidente della Commissione Agricoltura al Parlamento di Bruxelles. Allora, Presidente, la presenza anche del Presidente Phil Hogan ha nobilitato questa edizione 2017 per dire che l'Europa è vicina all'Italia. Devo dire che il commissario Hogan oramai da una settimana che sta in visita in Italia, questo è un fatto molto importante, è stato in Toscana e adesso ha importante manifestazione, il 51esimo Vinitaly, è un'ulteriore occasione per dimostrare che l'Europa è vicina, lo ha ricordato bene il Ministro Martina. È importante dirlo, oggi la politica agricola europea continua ad assicurare importanti aiuti e noi non possiamo permetterci di perdere questi aiuti, e anche il settore vitivinicolo gode di un OCM che straordinariamente a fianco dei nostri imprenditori li aiuta sia nella fase di promozione che nella fase di investimento. Parliamo di più di 1,5 miliardi di euro, parliamo di risorse importanti che il nostro settore ha bisogno e che sta continuando a crescere. I risultati di questa Vinitaly dimostrano ancora una volta della grande sfida degli imprenditori, più di 5,6 miliardi di esportazione, non è un risultato piccolo considerando anche le piccole nostre imprese, quindi un grande e forte in bocca al lupo a tutto il Vinitaly e soprattutto ai nostri vitivinicoltori che rendono il nostro nome, il nome del Made in Italy, del vino del mondo, così importante. Grazie Paolo De Castro, vicepresidente della Commissione Agricoltura al Parlamento Europeo. Grazie.